Tragedia al Lido di Venezia, il piccolo Mattia di 8 anni colto da un malore improvviso in casa. La corsa disperata in ospedale, ma il bimbo non ce l'ha fatta, non aveva problemi di salute e praticava sport. Disposta l'autopsia. Il delitto di Vanessa Ballan, la difesa di Fandaj Bujar ha impugnato al Tribunale del riesame l'ordinanza di custodia in carcere del kosovaro. Non è escluso che il 41enne possa parlare ai giudici nei prossimi giorni. 68enne di Pedavera in gravissime condizioni è scivolato mentre faceva legna nei boschi ad Arson nel Feltrino, cadendo per 8 metri. Non solo il ticket d'ingresso, da aprile nuova misura per regolamentare l'enorme flusso di turisti a Venezia. Da giugno non più di 25 persone per ogni gruppo turistico in visita, la delibera della Giunta. In 350 questa mattina per dire no al nuovo impianto di biogas a Vescovana nel Padovano. 5 amministrazioni e cittadini arrivati dai territori limitrofi contro il progetto. A ridosso dei festeggiamenti di Capodanno, oltre 30.000 articoli pirotecnici sequestrati dalla finanza a un'azienda dell'Alta Padovana erano stoccati in violazione delle norme di sicurezza. Venezia festeggerà l'arrivo del nuovo anno con il tradizionale spettacolo di fuochi artificiali. In bacino di San Marco i botti verranno lanciati da un pontone galleggiante, gli ingressi limitati. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizioni del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo, come avete sentito nei titoli, in primo piano, la tragedia del Lido, un dramma che sta sconvolgendo appunto il Lido in queste ore. È morto per un improvviso malore il piccolo Mattia di 8 anni. Tutta l'isola si è stretta alla famiglia e sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Era un bambino splendido Mattia, sempre sorridente e con un'educazione fuori dal comune. Così gli amici ricordano affranti e commossi il piccolo Mattia Coada del Lido di Venezia, morto giovedì pomeriggio a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio a soli 8 anni compiuti da pochi giorni. Una tragedia che ha pesantemente funestato questi giorni natalizi, lasciando impietrito dal dolore tutto il Lido di Venezia, dove la famiglia di origine moldava risiede da anni. A quanto pare il bimbo si era sentito male nella notte tra mercoledì e giovedì, subito trasportato dai genitori, prima al punto di primo intervento del Lido e quindi all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo, dove, nonostante le cure, il bambino è deceduto dopo poche ore. Sarà quindi l'autopsia a dover far chiarezza sulle cause del decesso. Mattia, che lascia 2 sorelline, anche loro in tenera età, frequentava la terza elementare alla scuola Parmeggiani di San Nicolò, era molto impegnato anche nell'ambito sportivo, ha praticato il karate e faceva parte della scuola calcio biancazzurra del calcio Lido di Venezia, dunque un bambino che in apparenza non aveva alcun problema fisico. Anche per questo la sua scomparsa repentina lascia nella comunità ancor più sgomenti ed increduli. Tutti e 3 i bambini della coppia sono nati a Venezia. Il papà Vitali, imprenditore edile molto stimato, e anche 3 i soci che hanno rilanciato, con una compagine azionaria tutta veneziana, l'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò. Dopo l'autopsia sarà decisa la data dei funerali di Mattia. Il delitto di Vanessa Ballan, la difesa del presunto assassino Fandaj Bujar, ha impugnato al Tribunale del riesame l'ordinanza di custodia in carcere del 41enne kosovaro. Le avvocate di Fandaj Bujar, il kosovaro di 41 anni arrestato con l'accusa di aver ucciso il 19 dicembre a Riese Pio X Vanessa Ballan, hanno impugnato l'ordinanza di custodia cautelare a carico del loro assistito di fronte al Tribunale del riesame. Chiara Mazzoccato e Daria Bissoli, le 2 legali dell'indagato, hanno deciso di ricorrere ai giudici veneziani ritenendo evidentemente che l'impianto accusatorio con cui la procura ha ottenuto dal GIP la misura che ha portato dritto in cella Bujar abbia delle falle. Iniziativa questa che presuppone che anche l'attuale custodia in carcere venga considerata una misura inadeguata e di conseguenza da rivedere. D'altro canto le stesse legali, al termine dell'interrogatorio di garanzia, avevano espresso dubbi sull'effettivo peso da dare in termini di assunzione di responsabilità alla telefonata che l'operaio aveva fatto al 112 quel martedì pomeriggio, riferendo di aver commesso una brutta cosa e di volersi costituire l'indomani. Anche questa telefonata
se è stata registrata andrà ascoltata, perché uno dice una cosa, un altro ne dice un'altra, e quando non c'è certezza significa che bisogna chiarire. Le legali avevano tempo 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza per impugnarla di fronte al riesame. Il primo passo di fatto compiuto dalla difesa dopo l'arresto e l'incarcerazione di Bujar. Non è peraltro escluso che Mazzocato e Bissoli decidano di far rilasciare nei prossimi giorni al loro assistito delle dichiarazioni spontanee. Il 41enne né in fase di arresto né in fase di udienza di convalida ha mai parlato, dimostrandosi confuso e incapace di riferire i fatti. Ma ora che i funerali della vittima sono stati celebrati, che il dovuto rispetto nei confronti di Vanessa e dei suoi cari è stato osservato, la difesa procede con le azioni che ritiene necessarie e il terribile caso che ha sconvolto la Marca si sposta da qui in poi nelle aule giudiziarie. Comune di Venezia ha deciso di nominare i propri consulenti, un avvocato e un tecnico, per seguire le fasi dell'inchiesta della Procura sulla strage del bus del 3 ottobre scorso. 65.000 euro sono stati stanziati per il pagamento delle parcelle legali e delle attività forensi. Cafarsetti potrebbe essere chiamata a rispondere degli eventuali risarcimenti ai feriti e ai parenti delle vittime nel caso emergessero responsabilità sulla sicurezza della strada e del cavalcavia di Mestre in cui è avvenuto l'incidente. Nell'inchiesta sono già indagati 3 funzionari del Comune e l'amministrazione delegato della società La Linea, proprietaria del bus elettrico precipitato. Tra fine gennaio e inizio febbraio si attende il deposito delle relazioni finali delle perizie disposte dalla Procura sul cavalcavia, sullo sterzo del pullman, la sua scatola nera e quella dell'autopsia eseguita sull'autista deceduto nello schianto Alberto Rizzotto. E sono gravi le condizioni del 68enne di Pedavena, infortunatosi mentre faceva legna nei boschi di Arson. L'uomo è scivolato lungo un pendio, precipitando nel vuoto con un salto di 8 metri. Scattato l'allarme sul posto, è stata inviata un'ambulanza in cui il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito, che era cosciente. Quindi dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore con un verricello è stata fatta scendere un'equipe medica che è subentrata nell'intervento a supporto. Una decina di volontari del soccorso alpino di Feltre che hanno aperto un varco tra la vegetazione per facilitare il recupero della barella. L'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Treviso. Una scossa di terremoto di intensità 2,9 gradi sulla scala Richter è stata avvertita stamane in Veneto, nella zona della Lessina. Siamo a Verona, al confine con la provincia di Trento. Lo rende noto la Protezione Civile regionale. Il movimento sismico, che non ha provocato danni ed ha interessato un'area scarsamente abitata, è stato avvertito nei comuni di Erbezzo, Sant'Anna di Affalbedo, Brentino, Bosco, Chiesa Nuova, Ferrara di Montebaldo. L'epicentro è stato localizzato in un'area a 2 chilometri a sud-est dal comune di Ala. Siamo a Trento e ha una profondità di 14 chilometri. Il TAR del Veneto ha accolto il ricorso di 2 aziende escluse dal maxi bando di Azienda Zero per le pulizie negli ospedali e nelle sedi di giunta e consiglio. Gara da rifare? Sentiamo. Sorpresa di fine anno per Azienda Zero, che si ritrova per le mani una doppia sentenza del TAR del Veneto che riguarda direttamente un servizio di grande importanza per la sanità e non solo, come quello delle pulizie. Con 2 sentenze pubblicate il 29 di dicembre, il Tribunale amministrativo congela in sostanza il bando per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per tutte le aziende sanitarie del Veneto, l'azienda ospedaliera di Padova, lo IOV, l'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, ma anche per le sedi centrali e periferiche della Giunta regionale, per le sedi del Consiglio regionale, per la sede dell'Istituto regionale Ville Venete. Un maxi bando da 370 milioni di euro che ha comportato, vista la posta in palio, complessi percorsi amministrativi. Il terremoto arriva dopo un breve braccio di ferro legale basato sui ricorsi presentati da 2 aziende escluse dalla gara per la fornitura di servizi. Le 2 imprese avevano fatto ricorso dopo l'aggiudicazione della procedura di gara suddivisa in 13 lotti. A luglio il TAR del Veneto aveva respinto una prima richiesta di sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione proposta dalle aziende escluse, confermando in soldoni la procedura. Ma entrambe le cause erano state rinviate all'udienza del 13 dicembre scorso. E nelle scorse ore è arrivato l'accoglimento dei ricorsi con l'annullamento contestuale degli atti impugnati, ovvero della gara. I motivi sono esposti in 2 voluminose sentenze che entrano nel merito dei ricorsi presentati dagli esclusi. C'è da dire che le aziende sanitarie si erano mosse in ordine sparso già questa estate, quando, proprio per il rischio di una paralisi di un servizio così importante, si era deciso di andare a contrattazioni temporanee, spesso con chi effettuava le pulizie e le sanificazioni nei mesi precedenti.
Questa situazione ha comportato comunque variazioni di spesa per le singole ULSS messi a bilancio con capitoli d'urgenza e viene da chiedersi se questi prolungamenti comporteranno spese più alte per il pubblico. Resta da capire poi cosa accadrà adesso e quali saranno le ricadute per la sanità veneta di questo finale d'anno letteralmente coi botti. A Venezia adesso non solo ticket d'ingresso, da aprile una nuova misura per regolamentare il flusso di turisti. Ci racconta tutto Filippo Fois. Stiamo introducendo questi nuovi correttivi per trovare un nuovo equilibrio tra i residenti, i visitatori e la nostra città così delicata e così fragile. Dal 1 giugno i gruppi organizzati in visita al centro storico di Venezia e nelle isole di Murano, Burano e Torcello, condotti da guide turistiche o accompagnatori, non potranno più superare le 25 persone. Il provvedimento è contenuto in una delibera approvata dalla Giunta Comunale che riguarda la modifica del regolamento di polizia e sicurezza urbana e dovrà ora passare per il voto del Consiglio Comunale. Non più gruppi extra numerosi, non più gruppi senza limiti, ma ogni guida potrà accompagnare al massimo 25 persone. Introduciamo il divieto di utilizzo di amplificatori vocali, megafoni o altoparlanti e l'obbligo di cuffiette auricolari sopra le 10 persone per gruppo. La delibera, che pone un limite al numero di visitatori che compongono un gruppo turistico, si inserisce, informano da Caffarsetti, in un più ampio quadro di interventi per migliorare la gestione del turismo in città ed è il risultato di una serie di passaggi e confronti con categorie ed operatori di settore. Un lavoro importante per rendere più sostenibile il turismo a Venezia, per evitare ingorghi e intralcio della circolazione, ma soprattutto per differenziare le nostre guide, le guide qualificate, le guide che hanno tutti i titoli, rispetto a un mondo caotico dove molto spesso c'è gente che si improvvisa guida e non rispetta la città e non rispetta i nostri centri storici. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio, edizione del Veneto dei telegiornali di Antena 3. Proseguiamo con le notizie. In 350 questa mattina per dire no al nuovo impianto di biogas a Vescovana. Sentiamo. È una presenza molto significativa, molto significativa, e ci riempie il cuore anche di speranza, perché i cittadini possono ancora dire di avere la possibilità di far valere la giustizia, perché questo è un concetto di giustizia. Un progetto che ci è arrivato in testa come un macigno, questo dicono i residenti di Vescovana, qui nel cuore della Bassa, uniti fianco a fianco ad altri comuni limitrofi per dire no al progetto di impianto a biometano che sorgerà qui al posto di questo essiccatoio fermo da decenni. In 350 hanno percorso via Bassa, storie diverse, stesse intenzioni, fermare quello che tutti chiamano ecomostro. Per l'aria, per quello che può essere poi l'aspetto di deturpazione del territorio. Non vogliamo respirare un tipo di aria perlomeno diversa da quella che abbiamo, ecco, insomma, noi abbiamo già i polli qua, che all'estate abbiamo impianti di suini che portano sui terreni, ecco, tutti gli scarti. Finanziato al 40% con i soldi del PNRR, un progetto che ha bypassato la valutazione di impatto ambientale, oggi non più richiesta. Un impianto da 6 megawatt nato per produrre almeno 1500 metri cubi di biogas da liquami. Stiamo parlando di centinaia di ettari di produzione agricola che dovrebbero essere votati a dar da mangiare a un biodigestore invece che dar da mangiare alle persone. Produrrà un consumo di suolo di circa 10 ettari, ingenti emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti. Prima del corteo il concerto dei bambini della scuola Suzuki di Vescovana, una protesta pacifica benedetta anche dal parroco di Vescovana presente tra i cittadini. Il corteo seguito da decine di imprenditori agricoli con i loro trattori. Oggi sono anche gli agricoltori, non ci sono solo qualcuno che manifesta, ma c'è veramente di tutto, le istituzioni, le associazioni di categoria, i cittadini. È un bel modo per dire che amiamo questa terra e la vogliamo preservare bella e sana. Noi non ci fermeremo assolutamente fino ad ottenere il risultato. Ci sono molti dubbi, la testimonianza diretta dei cittadini che qui vivono e che ritengono che questo non sia uno sviluppo adatto al loro territorio mi pare la prima conseguenza diretta di un approfondimento molto severo che serve, che vada fatto soprattutto dagli enti che lo devono fare, a partire dalla Regione. A ridosso dei festeggiamenti di Capodanno, i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno sequestrato articoli pirotecnici perché stoccati in violazione delle norme di sicurezza.
Fuochi d'artificio pronti per essere venduti ed usati per i festeggiamenti di Capodanno in tutto il Veneto. Oltre 30.000 sono quelli sequestrati grazie all'ultima operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Padova. Nel dettaglio, l'operazione condotta dai Baschi Verdi del gruppo congiuntamente ai militari della compagnia di Cittadella è partita da controlli in tutto il territorio. All'interno di un capannone di proprietà di una società dell'Alta Padovana sono stati trovati centinaia di fuochi pirotecnici stoccati unitamente a materiale altamente infiammabile. Una successiva ispezione all'interno del negozio di proprietà della stessa società ha appurato che in caso di principio di incendio gli estintori che si trovavano all'interno erano inaccessibili perché tutto il materiale vi era stoccato proprio davanti. Il rappresentante legale dell'impresa è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova per le ipotesi di reato di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro e commercio abusivo di materiale esplodente. In Laguna è scattato il conto alla rovescia per i festeggiamenti in attesa del 2024. Vediamo cosa ci racconta Filippo Maier. Sono attese diverse decine di migliaia di persone domani sera in centro storico a Venezia per aspettare nella città più romantica del mondo l'arrivo del 2024. Ci sarà lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio sparati da un pontone galleggiante come per il Redentore, ma anche a Mestre si potrà festeggiare e ballare con musica dal vivo in piazza Ferretto per tutta la notte. Un programma particolarmente ricco, quello predisposto dalla società Vera, seguendo le direttive dell'amministrazione comunale, come spiega il direttore di Vera Fabrizio Doria. Spettacolo pirotecnico vedrà un pontone di fuochi partire dalla zona dell'Arsenale, quindi con un'ampia visibilità in tutta la rida degli Schiavoni verso la zona dell'Arsenale e non da piazza San Marco, a partire dalla mezzanotte. I fuochi si rifletteranno sull'acqua della laguna con suggestivi giochi di luce, archi firmati dalla storica ditta Rodigina Parente che faranno da cornice ai rintocchi della mezzanotte. Lo spettacolo sarà visibile dall'Arsenale e da Riva Sette Martiri, ma non da piazza San Marco, per preservare così dall'assalto il cuore più fragile della città. A Mestre invece... A Mestre alle 22:30 inizierà la musica con Radio Company. Sarà una serata di musica dal vivo con un countdown collettivo a mezzanotte e poi DJ per tutta la notte. Si brinderà al Capodanno con il Prosecco del consorzio Prosecco Doc. In Laguna le camere degli hotel segnano già praticamente l'esaurito e la mattina di Capodanno, oltre al tradizionale concerto dell'orchestra del Gran Teatro La Fenice, è confermatissimo l'appuntamento con il bagno nelle gelide acque dell'Adriatico degli ibernisti. Poi verranno serviti sulla spiaggia lenticchie, cotechino, vino e panettone per tutti. Per chi avrà ancora voglia di festeggiare, ricordiamo il tradizionale appuntamento con gli ibernisti al Lido di Venezia nella spiaggia del Blue Moon. Per questa edizione è tutto, vi lascio al meteo, una buona serata, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo. San Silvestro, il 2023 ci saluta con il passaggio di una perturbazione atlantica che coinvolgerà il nostro territorio causando tempo instabile. Nel dettaglio, domenica 31 dicembre sul Veneto il cielo sarà coperto e grigio, con inizialmente solo qualche piovasco. Col passare delle ore precipitazioni via via più diffuse, a tratti moderate. Temperature con andamento irregolare, minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 6-10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo molte nubi ovunque, dal pomeriggio deciso peggioramento con piogge a carattere sparso. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime sugli 8-12 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la situazione non sarà diversa. La nuvolosità sarà infatti in aumento nel corso della giornata, con possibili precipitazioni, specie verso sera. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 7-10 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.